Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Finora su questo canale abbiamo parlato di modelli di business vincenti o comunque in ascesa, ma l'economia purtroppo non è solo soldi, successo e ricchezza, magari. Per questo motivo oggi ci occupiamo di Kodak. I più giovani di voi non sanno di che cosa sto parlando, però ascoltatemi fino in fondo. Questa società è passata letteralmente dalle stelle alle stalle e ha evitato il fallimento di un soffio. Ma andiamo con ordine. È stata fondata alla fine del 1800 ed era una delle compagnie più importanti americane. La sua principale produzione erano le macchinette fotografiche analogiche. Il suo slogan era particolarmente accattivante: voi premete il bottone, noi facciamo il resto. Questa frase mi piace veramente tanto, infatti è il marketing che l'ha portata all'apice del successo. Ma ancor più di questo, il punto di forza è stato sempre il prodotto che offriva. In un'epoca in cui la fotografia si era appena iniziata a diffondere, ciò che proponevano sul mercato era veramente rivoluzionario. Uno dei maggiori punti di forza infatti era il prezzo, costava $1 la macchina fotografica Brownie. A partire dagli inizi del Novecento questa fabbrica decolla, lo testimoniano i milioni di prodotti che ha venduto. Il suo successo fu veramente imponente, fino più o meno agli anni 70. Il problema principale per questa azienda è stata la concorrenza. Essendoci molti prodotti simili sul mercato, Kodak non era più accattivante come un tempo. Ma questa flessione non sarebbe stato un particolare problema per questa società. Fu infatti a partire dagli anni 90, con l'avvento delle macchinette digitali, che Kodak perse tutto il suo mercato. Ma per quale motivo Kodak non si è reinventata? Proviamo a dare una risposta. Kodak era all'avanguardia nella produzione di macchine fotografiche analogiche. Aveva conoscenze tecniche e competenze che nessun'altra azienda possedeva. Perché per costruire delle macchine analogiche, non tutti lo sanno, ma non servono solo degli ingegneri, ma anche dei chimici molto bravi. E per chimici molto bravi io intendo Ruggero Rollini. Queste conoscenze chimiche servono appunto per sviluppare le foto. E in questo Kodak era al top. Per farvi capire, era così tanto all'avanguardia che iniziò a sviluppare prodotti farmaceutici. Il problema quindi sorse nel momento in cui l'analogico era una tecnologia superata da rimpiazzare con il digitale. Sono due mondi completamente diversi, non avevano più bisogno di chimici. Mi dispiace, Ruggero. Avevano bisogno di tecnici informatici. L'errore che si tende a fare è focalizzarsi troppo sul prodotto e non riuscire ad essere all'avanguardia con le nuove tecnologie. Faccio un esempio terra-terra. Una società che produce macchine da scrivere non è detto che un domani riesca a produrre anche tastiere per i computer, perché sono due mondi completamente diversi. Un'azienda leader in un settore non è detto che un domani continui ad esserlo. Questo concetto è noto come riconversione industriale, che significa solamente che mi vado a inserire in un settore nel quale prima non ero. E fu esattamente la fortuna di Kodak, perché, come ho detto prima, si inserì nel ramo farmaceutico, non abbandonando mai però le macchinette fotografiche analogiche. Fu probabilmente quello a salvare la società dal totale fallimento. Lasciatemi solo aggiungere un ultimo aspetto. La riconversione industriale non è giustificata solo dal fatto che non si posseggono più le competenze per operare in un certo settore. Anzi, è completamente al contrario di solito. Spesso ciò è dovuto al calo della domanda di un determinato prodotto. Vi faccio un esempio classico. Nel momento in cui finì la seconda guerra mondiale c'erano veramente un sacco di aziende che producevano armi e queste hanno tutte dovuto riconvertirsi ad altro tipo di attività. E questo perché? Perché era calata la domanda di quel prodotto. Per concludere, Kodak nel 2013 ha sfiorato il fallimento, però è riuscita a riprendersi per il fatto che sono tornate di moda le macchinette fotografiche analogiche. Pensate quindi a quanto è tornato in voga scattare con le Polaroid. Parlo con te, Human Safari. È chiaro però che questo non può durare per sempre perché le mode sono passeggere, perciò Kodak, per favore, reinventati ancora una volta. Bene, anche questo video un po' particolare finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, grazie per tutti quelli che si stanno iscrivendo su Instagram, ho aperto anche il gruppo Telegram per chi volesse, il link è in descrizione, ho la pagina Facebook e il profilo Twitter. Andate e cliccate. Io vi invito a lasciare like se vi è piaciuto il video, se non vi è piaciuto lasciate dislike, non succede niente. A condividere, commentare, iscrivervi, attivare la campanellina, tutte un sacco di cose molto belle, ma soprattutto a fine video ci sono delle schede e quindi cliccateci per vedere tutta la playlist di Economia Pop.